Focus TG, la vergognosa guerriglia che si è scatenata allo stadio Euganeo per la finale di andata di Coppa Italia tra Padova e Catania. 8 gli arresti, 8 contusi, un dirigente della polizia è stato colto da malore sul campo ed è stato subito ricoverato. Polemiche su questo fatto gravissimo. Andiamo subito in diretta per i particolari e le reazioni da Valentina Visentin. Sì, buongiorno direttore, ci troviamo nella sala stampa dello Stadio Euganeo per continuare a parlare di quanto è accaduto un martedì sera con l'invasione di campo degli ultra catanesi che hanno poi rivolto petardi e fumogeni contro la tribuna est dove c'erano i tifosi padovani. Ci sarà l'inchiesta perché è stata aperta anche un'inchiesta dalla procura, intanto sono saliti a 8 gli arresti. Si continua a parlare sulle misure di sicurezza all'interno dello Stadio Euganeo. Ma qui con me c'è l'amministratore delegato del Calcio Padova, Alessandra Bianchi, che era allo stadio martedì sera. Insomma, al di là della polemica sulla questione del cancello aperto o chiuso, secondo lei, da quello che ha visto, l'azione degli ultracatanesi era organizzata? Beh, diciamo che organizzata o meno sono persone che si sono macchiate di un atto criminale, di un'aggressione nei confronti appunto dei tifosi avversari e che non certo sono venute per vedere la partita o per festeggiare il Catania. Hanno scavalcato il muro di contenimento, hanno aggredito uno steward, hanno aperto una porta, insomma, e hanno lanciato oggetti. Io penso che le immagini parlino da sole. Ecco, c'è stato appunto un briefing ieri in questura. Il questore ha detto che verranno riviste le norme di sicurezza, le azioni di sicurezza da mettere in campo all'interno dello stadio, perché lo ricordiamo, da ormai 10 anni le forze dell'ordine devono garantire la sicurezza all'esterno degli stadi, mentre all'interno viene garantita dalle agenzie di sicurezza, dagli steward che sono ingaggiati dalle società sportive. Ci sarà un sopralluogo, verranno potenziate le misure di sicurezza? Beh, intanto noi siamo qui, aspettiamo il sopralluogo e ribadisco quello che abbiamo detto ieri durante il briefing. Da parte nostra la sicurezza è un obiettivo primario e c'è massima collaborazione e apertura nel caso in cui si volessero rivedere o perfezionare determinate procedure, e quindi massima collaborazione con le forze dell'ordine, che ringrazio perché purtroppo poi sono loro che hanno subito appunto feriti che si sono trovati ad intervenire, e che ringrazio per il loro intervento, e quindi noi siamo qui che li aspettiamo. 8 i feriti tra le forze dell'ordine, 8 poliziotti contusi. Il dirigente del servizio ha accusato un malore nei momenti concitati della violenza ed è tuttora ricoverato in osservazione nel reparto di terapia intensiva della cardiologia. Il bilancio e la cronaca nel servizio, e poi ritorniamo qui per un'altra domanda all'amministratore delegato. È salito a 8 il numero degli ultrascatanesi arrestati dalla polizia dopo gli scontri allo stadio Euganeo durante l'intervallo della partita contro il Padova. L'ultimo arresto in differita avvenuto ieri sera a Catania. Si tratta di un 42enne con precedenti specifici per reati da stadio, rissa, resistenza e lesioni. Altri 2 erano stati fermati nel pomeriggio di ieri, un 34enne rintracciato sempre a Catania e un 40enne bloccato dalla Digos di Venezia, anche loro con precedenti. I primi 3 arresti invece erano stati fatti in campo durante le violenze, tra di loro anche il tifoso che ha scavalcato il cancello e lo ha aperto consentendo l'invasione. Con lui anche un 40enne e un 41enne pregiudicati, tutti e 3 a vario titolo per associazione mafiosa, rapina, stupefacenti e reati da stadio. Infine un tifoso è stato bloccato in aeroporto a Milano mentre stava per prendere un volo per Edimburgo e un altro appena atterrato a Catania. Le indagini proseguono per identificare i violenti tra i 1900 tifosi etnei arrivati a Padova, e potrebbero arrivare così numerosi da Aspo. La procura di Padova intanto ha aperto un'inchiesta per chiarire tutte le responsabilità di quanto accaduto. La sicurezza interna allo stadio è di competenza degli steward, circa 20 quelli presenti nel settore ospiti della curva nord. Il cancello doveva essere chiuso e invece era aperto. Il filtraggio esterno invece viene fatto dalla polizia, che deve rimanere fuori dallo stadio. I tifosi catanesi però avevano petardi e fumogeni che sono stati lanciati contro la tribuna est dove si trovavano i padovani. Per i biancoscudati nessun provvedimento, molti tifosi erano lì con i figli e sono scappati
sfondati e anche dopo la partita gli ultras non hanno cercato il contatto, evitando così ulteriori tensioni, come ha confermato il questore di Padova. Al termine della gara, benché i tifosi padovani potessero avere anche motivo di essere stati provocati, assolutamente non hanno cercato alcun contatto e devo riconoscerlo che si sono ben comportati. Avete sentito le parole del questore di Padova, Marco Odorisio, che ieri appunto ha avuto un vertice con la dirigenza biancoscudata. Si torna anche a parlare delle responsabilità che possono avere le società di calcio e se devono essere anche loro a pagare per il comportamento di questi tifosi, che si tratta ovviamente di una frangia, ma pur sempre tifosi e sostenitori di una squadra. La partita a Catania molto probabilmente sarà a porte chiuse. Sì, diciamo che le norme sulla responsabilità oggettiva ci sono e sono note. È chiaro che quando parliamo di criminali, perché di questo stiamo parlando, è molto difficile anche per le società fare il lavoro preventivo. Ho letto che diversi di questi arrestati sono già stati rilasciati a piede libero in attesa del processo che ci sarà non si sa quando, quindi diventa un tema che secondo me esula soltanto dal tema societario, e non lo dico per togliermi colpe, o per togliere colpe alle società o per fare scaricabarile, ma perché è un tema che coinvolge tanti aspetti e soprattutto le misure poi di prevenzione e di isolamento di queste persone, che non rispecchiano la totalità della tifoseria, ma poi dopodiché si rendono colpevoli di azioni delle quali poi sia le società che i tifosi sono vittime. Quello che succederà probabilmente è che la finale di Catania verrà giocata a porte chiuse, temo. Quindi noi siamo triplamente vittime, siamo vittime di questa situazione per cui la partita si ricorderà soltanto per questo, siamo vittime per il fatto che probabilmente ci sarà appunto una finale che si giocherà in un clima irreale, i nostri tifosi che hanno, lo ripeto e li ringrazio nuovamente per avere mantenuto la calma e non avere reagito, saranno nuovamente vittime perché gli sarà negato l'accesso a quella che avrebbe dovuto essere un'occasione di festa. Coinvolge anche la politica questo quanto è accaduto allo Stadio Ganeo, perché c'è stata anche la telefonata del sindaco di Catania al sindaco Giordani. Il sindaco di Catania si è scusato definendo atti vili messi in campo da teppisti. Ieri il sindaco Giordani ha partecipato comunque ad un vertice in questura. Io restituisco la linea, mentre gli arresti dei tifosi, è un aggiornamento dell'ultima ora, gli arresti dei tifosi potrebbero salire nuovamente come numero finale, e vi lascio con le parole del presidente Francesco Peghin e del sindaco Sergio Giordani, che ieri hanno incontrato il questore per un incontro per definire le prossime misure di sicurezza allo stadio. Le scene di guerriglia allo Stadio Euganeo, con l'invasione di campo dei tifosi catanesi e il lancio di fumogeni e petardi verso la tribuna est dei padovani, dove erano presenti anche famiglie con bambini, riapre la questione della gestione della sicurezza all'interno degli stadi, che è affidata agli steward ingaggiati dalle società. In questura si è svolta una riunione tra il questore e il sindaco Giordani e i vertici della società biancoscudata. Nei prossimi giorni si svolgerà un sopralluogo all'Euganeo per mettere a punto una strategia di sicurezza per evitare gli episodi visti durante Padova-Catania. Dure le parole del presidente del Calcio Padova, Francesco Peghin. Dispiacere, la rabbia, insomma, che ancora negli stadi italiani si vedano delle belve che non dovrebbero avere avuto accesso allo stadio, quindi spero che a Catania i padovani che andranno saranno tutelati da queste belve o animali, possono definire tali. Poi un ringraziamento alle forze dell'ordine, alla polizia, che è intervenuta evitando problemi, che non ci sono stati tra il pubblico incidenti. I cancelli vanno chiusi e le chiavi devono essere tenute dagli steward. Le immagini riprese dalle telecamere dello stadio immortalano l'inizio dell'invasione di campo con l'ultras etneo che scavalca e apre il cancello premendo il maniglione, cancello che doveva essere chiuso mentre lo steward tenta di bloccarlo.
Fortunatamente non ci sono stati altri scontri alla fine della partita. Il sindaco di Padova, presente allo stadio durante gli scontri, ha condannato duramente le violenze. È stata una cosa che insegna al servizio di sicurezza che è affidato alla società di calcio Padova a stare più attenti e seguire normative diverse che sul questore metterà in atto. 8 poliziotti sono stati feriti, questo che è impercabile assolutamente. Sono intervenuti rapidamente, Vi ricordo che la polizia non può stare dentro lo stadio, non può. Per cui erano fuori, per filtraggio sono entrati. Uno spettacolo rovinato, ha concluso Giordani, che speriamo non capiti mai più. Fortunatamente non ci sono stati feriti tra i tifosi biancoscudati. Nel settore della tribuna est c'erano anche dei bambini. Il risultato finale del match vede il Padova vincere per 2-1. Servizio di Francesco Rattai, un colpo di scena nel giallo della morte di Liliana Resinovic. Questa è l'apertura del Gazzettino. Liliana Resinovic era rimasta incinta dell'amico Claudio Sterpin, che come sapete è il rivale da sempre di Sebastiano Visentin, il marito di questa donna 63enne che era scomparsa misteriosamente e poi ritrovata cadavere in un boschetto triestino, a Trieste, proprio nei pressi del centro cittadino. Un giallo che continua ad andare avanti, ma questo è un colpo di scena perché a questo punto si aprono molte interpretazioni e letture di questa storia. Poi vedremo di collegarci con la nostra redazione triestina, con Gianluca Paladini, ma andiamo adesso in diretta sempre a Cabalbi, andiamo a Cabalbi a Venezia perché è in corso il punto stampa del presidente Luca Zaia e in compagnia dell'assessore Federico Caner. Credo che stiamo parlando di turismo, vediamo. Alveare, cioè ognuno ha la sua funzione, alla fine viene fuori il prodotto finito e quindi questa offerta turistica. Passo la parola all'assessore Caner, che poi è lui che segue il turismo, non porta tutti i turisti ma qualcuno sì. Grazie Presidente, innanzitutto il Presidente ha già fatto un attimo una panoramica generale. La stagione è andata molto bene, 2023 ovviamente intendiamo, cioè tutto l'anno 2023, e siamo tornati ai livelli della pre-pandemia. Io ricordo che il 2019 Presidente era l'anno dei record, quindi se tanto mi dà tanto, il 2023 è diventato il nuovo anno dei record perché appunto abbiamo performato sia in termini di presenze turistiche, quindi più 4,3%, che in arrivi più 0,9%. Però, ripeto, dovete tener conto che questi dati in aumento sono riferiti al 2019, che è stato il migliore anno in assoluto fino alla chiusura del 2023. Già i primi dati di gennaio ci danno, ovviamente abbiamo solo un mese a disposizione, poco più, ci danno già in crescita nel 2024, ovvio che è estremamente presto per poter dire che anche il 2024 magari sarà un anno come il 2023, però già a gennaio è partito molto bene. Non a caso la montagna, tra tutte le destinazioni, il Presidente giustamente prima ha detto, siamo cresciuti ovunque, quindi in qualsiasi cluster, diciamo, ma va ricordato anche le ottime performance della montagna. Sapete che la montagna, insomma, negli ultimi decenni, chiamiamo così, era il settore che più aveva sofferto. Quest'anno la situazione è andata molto bene e gennaio lo ha confermato, così come sono cresciute molto il Garda. Nella costa segnaliamo tutta la costa è cresciuta, ma in particolare Chioggia, Cavallino Treporti e Caorle. Cavallino Treporti perché c'è il tema dell'open air, che ovviamente è il fiore all'occhiello, diciamo, di questa regione. Quindi sono dati assolutamente tutti in aumento. Il sentiment è un sentiment molto positivo, di 86 punti su 100 a livello regionale. Anche qui, insomma, come sempre ci sono delle note positive e alcune cose su cui dobbiamo migliorare. Per esempio, insomma, il tema dell'accoglienza e dei servizi ci viene riconosciuto da tutti, in particolare da quel 70% dei turisti che citava prima stranieri che citava prima il Presidente, mentre insomma dobbiamo migliorare un po' su alcuni servizi a livello, diciamo, di hotellerie e di anche extra alberghiero, perché sembra di no, ma qualcuno ancora magari si lamenta della connessione internet, della climatizzazione, di queste cosettine qua a livello di sentiment, però sono tutte cose che sono stramigliorabili e gli operatori lo sanno.
Quindi una situazione positiva. Abbiamo, e qui ringrazio anche i nostri partner, perché sapete che abbiamo dato vita all'Osservatorio regionale turistico federato, e quindi ringrazio da questo punto di vista Federalberghi Veneto, FAITA, la Camera di Commercio, la DMO di Padova e l'H Benchmark, perché grazie a questo strumento noi siamo in grado oggi non parlare solo dei dati, diciamo, statistici, ma addirittura anche del previsionale. E così possiamo dire che, per esempio, questo ponte pasquale sarà un ponte che è in linea con i dati del 2023, che come abbiamo appena visto sono tutti dati in crescita, e quindi insomma tutto per ora ci dice che anche il 2024 sta partendo bene, nonostante Pasqua, sapete bene, quest'anno è alta, quindi 10 giorni prima non è una cosa di poco conto, nel senso che bassa, sì, scusa, ogni volta sbaglio, bassa è quando è prima, esatto, è bassa, e quindi ci crea qualche problema, perché per esempio il tema del campeggio, l'open air, che i numeri sono importantissimi, apre più tardi, a metà aprile, cioè tra 10-15 giorni, quindi questa cosa qua, nonostante questo noi siamo già a 2/3 delle prenotazioni rispetto al consolidato 2023. Ecco, questa è un po' la situazione che noi stiamo vedendo. Stiamo partendo anche, Presidente, questo non so neanche se te l'avevo detto, ma noi sai che facciamo il piano strategico ogni 3 anni, poi facciamo i piani annuali. Siamo partiti anche con la programmazione del nuovo piano strategico del turismo, proprio perché questa regione ha necessità di innovarsi sempre, soprattutto sull'offerta turistica. Allora, questo era l'assessore al turismo, al commercio estero, all'agricoltura della regione Veneto, insieme al Presidente Zaia da Cabalbi, un anno record, quello del 2023, dopo i nefasti della pandemia. Adesso però andiamo su un altro versante, che è quello dell'inquinamento, e l'inquinamento da PFAS. Sono state riscontrate tracce di PFAS nel Bassanese. Andiamo subito da Monica Smiderle. Buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dicevi bene, le analisi effettuate dall'ARPAV nelle acque delle colline di San Michele, siamo nel comune di Bassano del Grappa, hanno rivelato la presenza delle pericolose sostanze PFAS in un paio di punti. Per spiegarci tutto è con noi Maria Grazia Parolin dell'associazione Acqua Bene Comune. Allora, un paio di punti monitorati da ARPAV dimostrano appunto la presenza di livelli importanti di sostanze PFAS. Allora, uno di questi punti non ci preoccupa perché corrisponde al percolato della discarica, che ovviamente contiene sostanze ma che viene mandato a trattamento, quindi non rappresenta un pericolo. Stiamo parlando della discarica Pascolare. Chiedo al collega Alessandro Costacurta di farci vedere la discarica che è proprio qui alle nostre spalle. Allora, nel percolato, diceva, c'è la presenza di PFAS, ma è una situazione che non vi preoccupa. Mentre quello che ci preoccupa di più è l'altro punto, perché non abbiamo capito da dove provenga la contaminazione che viene rilevata nell'altro punto. Che livelli sono stati trovati? Sono stati trovati livelli abbastanza elevati di una di queste sostanze, il PFOS, e la prima ipotesi è stata che fosse comunque collegato alla discarica Pascolare. Sono stati interpellati esperti, eccetera, eccetera, e si è visto che no, perché i PFOS non sono presenti nel percolato della discarica, quindi l'origine deve essere un'altra. Ed è per questo che voi chiedete un'indagine ambientale? Sì, chiediamo un'indagine ambientale perché il fatto che ci sia questa presenza di origine ignota e quindi non contenuta in nessuna maniera comporta che possa diffondersi nell'ambiente fino a contaminare
i suoli, le acque, eccetera, eccetera, e quindi per noi è importante che venga identificata la fonte nella speranza di poterla contenere. Perché il rischio ovviamente è quello che l'acqua finisca in Brenta e le falde acquifere della zona vengono rifornite proprio dal Brenta. Sì, risulta da ricerche del CNR che il Brenta ricarica la falda al 70%. Il 70% della ricarica della falda è legata al Brenta, quindi il Brenta bisogna preservarlo. È una situazione che vi preoccupa in questo momento? È una situazione che potrebbe diventare preoccupante se non si mettessero in atto delle misure di salvaguardia. Quindi massima attenzione, direttore, l'avvio di un'indagine ambientale perché bisogna arrivare all'origine, al punto di inquinamento, perché PFAS si stanno appunto diffondendo ed è stata rilevata la presenza qui nelle colline. Io ringrazio Maria Grazia Parolin, restituisco per il momento la linea allo studio, ma mi sposto verso Romano De Zelino perché andremo ad affrontare un altro tema. Oggi è il primo giorno di primavera e parleremo delle giornate FAI di primavera più tardi. Bene, grazie a Monica Smiderle e alla sua ospite. Ma andiamo subito in diretta dal caporedattore centrale della nostra redazione di Trieste, Marco Stabile. La notizia clamorosa che è arrivata poco fa: sembra che Liliana Resinovic fosse rimasta incinta dell'amico Claudio Sterpin. La novità sarebbe emersa dalle intercettazioni. Marco, allora è un vero e proprio colpo di scena. Assolutamente sì, direttore, colpo di scena, e vedremo anche che cosa potrà determinare all'interno delle indagini, perché a questo punto il marito di Liliana non poteva non sapere della frequentazione della moglie. Liliana Resinovic rimase incinta del suo amico Claudio Sterpin e il marito Sebastiano Visintin la accompagnò ad abortire. Ciò emerge da un'intercettazione ambientale in cui lo stesso Visintin parla con una persona e racconta questo episodio avvenuto, lo precisiamo, tra il 90 e il 91, tra il 1990 e il 1991, quando lui e Liliana erano già insieme. Questo elemento, secondo la consulente della famiglia Resinovic, Gabriella Marano, viene valutato con le ulteriori emergenze di indagine, come il fatto che Visintin sapesse, come da lui dichiarato pubblicamente, che la moglie andava a stirare le camicie da Claudio. Ciò fa capire che Sebastiano non poteva non sospettare di una frequentazione di Claudio, che sì, certo si è definito amico, ma più volte nei nostri studi di Tele4 si è anche definito, insomma, di fatto amante. Nell'intercettazione relativa a un colloquio del 5 marzo 2022, la persona chiede perché i coniugi non avessero avuto figli, e Sebastiano Visintin racconta dell'episodio che Liliana era rimasta incinta non di lui, ma verosimilmente di Claudio Sterpin, e che molto probabilmente lo stesso non era a conoscenza del fatto. Quindi pare che insomma, l'amico non sapesse di questo, che fosse stato tenuto all'oscuro. Liliana avrebbe confessato a Visintin, che era già suo compagno, di essere incinta e quest'ultimo l'avrebbe accompagnata in ospedale per abortire, come testimonierebbe la documentazione sanitaria contenuta negli atti. Per la consulente Gabriele Marano, Visintin sapeva, come da lui stesso dichiarato pubblicamente, che la moglie andava a stirare le camicie da Claudio, come confermato alla sottoscritta anche da alcuni testimoni. Dunque Sebastiano non poteva non sospettare di una frequentazione di Lilli con Claudio. Anche la qualità e la quantità di contatti intercorsi tra i due, ovvero tra Liliana e Claudio, che ci consegna agli atti la consulenza informatica, va in questa direzione. Quindi, direttore, effettivamente potrebbe essere una svolta, o quantomeno chiaramente il marito di Liliana sarà chiamato a questo punto nuovamente a chiarire, perché aveva sempre detto e sostenuto nelle tante interviste di non sapere della figura di Claudio, amico o amante, che dir si voglia. Marco, grazie molte, grazie. Ovviamente Tele4, la nostra Tele4 seguirà ora per ora gli sviluppi di questa situazione, ne daremo conto anche nei nostri telegiornali, sulle altre emittenti di Media Nord-Est. Grazie molte a Marco Stabile, caporedattore centrale della nostra redazione di Trieste. Grazie. Allora passiamo ancora alla cronaca, torniamo in Veneto, perché c'è un fatto avvenuto poche ore fa. Vedete il titolo del Gazzettino: una donna ha accoltellato
il vicino di casa e pare che potesse finire peggio questa lite tra vicini che è scoppiata la scorsa notte a Treviso nel quartiere latino. Una donna di 48 anni dell'est Europa ha aggredito sul pianerottolo condominiale il vicino al culmine dell'ennesimo litigio per la musica alta e altri dissidi tra condomini. La donna ha sferrato 2 coltellate all'uomo colpendolo al fianco e una mano. Fortunatamente i fendenti non hanno colpito organi vitali. L'uomo di 38 anni è stato portato in ospedale dove gli è stata diagnosticata una prognosi di una ventina di giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la donna è stata denunciata. La sua posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. Il coltello utilizzato per aggredire il vicino di casa è stato sequestrato. Allora torniamo a Cabalbi, a Venezia, dove sta parlando il governatore Luca Zaia, poi andremo avanti con altri fatti di cronaca. Sentiamo, si sta parlando, finora si è parlato di turismo, un'annata molto buona nel 2023. Sentiamo il Presidente. L'offerta del patrimonio dell'umanità, cioè che comunque ha un suo circuito turistico. Prova ne sia, insomma, che se voi adesso iniziate già da questo mese fino a settembre e ottobre, in quella zona trovate, diciamo, i parcheggi degli alberghi o dei ristoranti pieni di auto straniere, e quelle ci arrivano in virtù del fatto che il patrimonio dell'umanità è attrattivo. Ricordo che noi abbiamo 9 siti patrimonio dell'umanità in Veneto e sono tutti oggetto di visita da parte di turisti, soprattutto stranieri. Ecco, vorrei dire un'altra cosa: quando guardate i dati della crescita delle diverse destinazioni turistiche, quelle delle quali vi parlava prima l'assessore, considerate che ormai il turista è vero che sta poco, cioè dorme poche notti, in linea con quello che accade in giro, diciamo, per l'Italia o per l'Europa. Però c'è da dire una roba, che noi abbiamo un fattore in più, che è il fattore Veneto, cioè si vendono i pacchetti veneti, nel senso che tu becchi Luca Zaia che dorme, che so, una notte a Padova, ma poi non è che se ne va dal Veneto, continua a circuitare nel Veneto, e quindi sostanzialmente una delle grandi novità sono i pacchetti veneti. Infatti abbiamo un sacco di start-up e nuove imprese di giovani che fanno incoming turistico per il Veneto, cioè si vende il prodotto che non è, diciamo, per un turista stanziale, ma è più migratorio all'interno del Veneto. Altre domande? Prego, Alda. Al di là delle destinazioni mi colpisce la presenza, il confronto delle strutture ricettive, cioè sono tutte in calo tranne l'open air e gli alloggi privati. Perché costano troppo? No, da 4 stelle, 5 stelle sono in calo, 3 stelle sono in calo, 1-2 stelle leggermente in calo. Ma sai, intanto partiamo da un presupposto. Io, se non ricordo male il dato, abbiamo 480.000 posti letto e 3 letti su 4 in Veneto, anzi scusatemi, 2 letti su 3 in Veneto sono extra alberghieri, e quindi è tutta cioè, diciamo, quel mondo dell'extra alberghiero che esce dall'offerta alberghiera. È un trend internazionale, non a caso conosciamo fenomeni come Airbnb. Se guardate anche booking.com o expedia.com, c'entrate, a differenza di 10 anni fa dove tu compravi solo alberghi, adesso c'è una sezione dedicata al B&B piuttosto che all'affitto di case, di ville o di appartamenti. È una modalità anche questa, va regolamentata, che sia chiaro, va regolamentata, non è che può esserci una babele. Poi c'è tutto il tema del turismo emozionale che va ad essere inquadrato come extra-alberghiero, e comunque prende, cioè è inevitabile che comunque molti cittadini stranieri, questo va a dire, perché gli italiani hanno ancora, diciamo, sicuramente un legame più viscerale con l'offerta alberghiera, ma gli stranieri molto spesso cercano il casolare, cercano, diciamo, il turismo esperienziale, come lo chiamiamo noi. Noi abbiamo richieste di case sugli alberi. Presidente Zaia, sul turismo, un'annata molto buona quella del 2023, ottime prospettive anche per quest'anno. Torniamo alla cronaca nera, perché è stata rapinata a Vicenza una signora di 82 anni che ha tentato disperatamente di resistere allo scippo ed è caduta per terra, finendo poi all'ospedale, e caccia ai 2 malviventi che hanno compiuto l'aggressione.
L'aggressione all'improvviso. È pieno giorno a Vicenza. In borgo Santa Lucia un uomo si avvicina a una 82enne che sta passando di lì con i sacchetti della spesa. La lascia sfilare e la aggredisce alle spalle, cogliendola di sorpresa. Il malvivente punta la borsa, la tira, ma la signora resiste, si difende. Anche lui, che probabilmente non si aspettava questa opposizione, però trattiene la borsa e la tira ancora fino ad arrivare pochi metri più in là alla macchina guidata da un complice. Da uno strattone la vittima cade per terra e i due malviventi ripartono velocemente col loro bottino, sparendo su un'auto scura. La rapina, durata pochi istanti, però si è consumata davanti agli occhi esterrefatti dei passanti. Qualcuno accorre in aiuto della pensionata, qualcun altro chiama il 113, viene allertato anche il SUEM 118 che piomba sul posto con un'ambulanza. Una pattuglia delle volanti arriva a sirene spiegate, gli agenti raccolgono le testimonianze. C'è anche chi avrebbe annotato il numero di targa dell'auto dei banditi. Viene descritto lo scippatore, si attivano le ricerche. Intanto i medici e gli infermieri del 118 prestano le prime cure alla donna, che poi viene accompagnata all'ospedale San Bortolo. Nella caduta avrebbe riportato qualche piccola ferita, ma fortunatamente non è in gravi condizioni. Adesso è caccia ai malviventi, ma ancora una volta Vicenza è teatro di un'aggressione in pieno giorno. In città la tensione resta alta. Servizio Carlo Alberto Inghilleri. Intanto i cittadini di Casale, Debba e San Pietro in Trigogna sul piede di guerra hanno indetto per stasera un'assemblea pubblica per portare all'amministrazione comunale le problematiche dei quartieri, prima tra tutte la sicurezza delle strade e la viabilità. Ci dice tutto Luisa Bertini. Cittadini sul piede di guerra qui tra i quartieri Debba, Casale e San Pietro in Trigogna per diverse questioni che affronteranno stasera in un'assemblea pubblica. Partiamo dalla prima questione che affronterete. Qual è il problema? Il problema sono le strade che sono fatiscenti. Io che vado a camminare tutti i giorni è un'impresa camminare su queste strade. Quindi quello che chiederete all'amministrazione è che venga rifatta l'asfaltatura? Esatto, venga rifatta l'asfaltatura e anche altri problemi che ci sono lungo la strada. Infatti altro problema è quello del traffico. Lei mi diceva che da quando il ponte di Debba è parzialmente chiuso qui comunque c'è gran traffico. Qui è un disastro veramente perché il traffico che c'è durante la mattina, giorno, sera, negli orari del lavoro è un casino veramente e non si può andare avanti così. Penso che il sindaco la vede certe cose. Quanto ci si impiega ad esempio ad arrivare da qua? Anche mezz'ora si deve aspettare perché purtroppo è a senso unico e il ponte l'hanno fatto stretto, quindi non si può passare perché c'è anche il semaforo dall'altra parte, c'è la statale che si deve attraversare, quindi blocca tutto. Alcuni di voi addirittura, oltre a prendere la tangenziale, prendono l'autostrada per arrivare in centro? Non prendere l'autostrada per forza, perché adesso anche con scusa del ponte di Longare è chiuso, quindi devono prendere la tangenziale per forza. Quindi è un disastro veramente. Il sindaco dovrebbe vedere certe cose, insomma, è impossibile andare avanti così. Quindi questa è una delle richieste che emergeranno stasera durante l'assemblea pubblica e lei faceva riferimento, lei abita qui in strada Pelosa, alla sicurezza della strada. La sicurezza della strada perché prima, come diceva il signor Presidente, è piena di buche e logicamente è pericolosissima, oltretutto hanno una velocità incredibile e ci sono pochi controlli fra l'altro. Quindi chiedevate magari di l'installazione di dossi o di telecamere? Magari dossi, telecamere, sì, perché anche c'è che serve il centro diciamo industriale che c'è vicino qua al casello della Vicenza Est, che crea dei problemi anche sul traffico, insomma, allora mettere dei dissuasori e creare un po' di sicurezza in più, è tutto lì. Ecco, siamo con l'organizzatrice della riunione che ci sarà stasera, Giulia Gennaro di Fratelli d'Italia. Tante le questioni sul tavolo. Cosa andrete a chiedere e ad argomentare? Sì, allora questa sera faremo appunto un'assemblea cittadina in cui verrà dato ampio spazio ai cittadini proprio per portare sul tavolo tutte le problematiche di questi tre quartieri. Ovviamente chiederemo delle risposte, ovviamente verrà scritto tutto in via formale e in modo da avere anche un memorandum
memorandum di quelle che sono tutte le richieste che ci verranno fatte questa sera. Mi aspetto da questa serata anche delle risposte chiare e nette per quanto riguarda il nuovo progetto del ponte di Debba. Insomma, un'assemblea che si preannuncia calda, tanti temi sul tavolo, dalla viabilità alle strade alla sicurezza. Intanto io ringrazio i nostri ospiti. Grazie molte a Luisa Bertini e Simone Squarcina. Abbiamo parlato poco fa di quest'ultima ora, il colpo di scena dalle intercettazioni. Liliana Resinovic era rimasta incinta dell'amico Claudio, ha dato tutti i particolari di questa svolta nelle indagini Marco Stabile della nostra redazione di Tele4. Tra l'altro avrete sentito durante il collegamento che questa donna avrebbe abortito con l'aiuto del marito, dello stesso Sebastiano Visentin. Pare all'insaputa di Claudio Sterpin, per cui a questo punto si aprono molte altre ipotesi e diventa sicuramente più pesante la situazione di entrambi i protagonisti di questo giallo. Andiamo sugli incidenti purtroppo che continuano sulle nostre strade. Questa mattina sul Terraglio a Pregaziol la vittima è il motociclista settantenne Elvio Ribul Mazzola, ex guardia giurata, pensionato, volontario della Croce Rossa a Mogliano. L'uomo a bordo della sua moto è stato travolto da un furgoncino durante una svolta. Sul luogo dell'incidente il cognato che dice era un nonno incredibile. Quando è stata l'ultima volta che l'ha visto? Stamattina, un'ora fa, quando è partito. Ho preso su la moto e ha detto accompagno fino in autostrada un'amica che era venuta a trovarci e poi faccio un giretto, che è una bella giornata. Nel fosso il casco, la moto e il corpo senza vita. Non ha fatto più ritorno a casa Elvio Ribul Mazzola, settantenne di Casier, morto sul colpo in incidente stradale proprio lì lungo il Terraglio a Preganziol, a pochi chilometri dalla sua abitazione in vicolo Guizzetti. Era fantastico, ci aiutava tantissimo in casa. Così. Stava rientrando nella sua bifamiliare, Elvio Mazzola stava tornando dal nipotino di pochi mesi e sua figlia Margherita, quando un furgoncino uscendo dal cash and carry in direzione Preganziol lo ha travolto in sella alla sua Yamaha. Secondo i primi accertamenti, infatti, il furgone, con a bordo una coppia, uscendo dal parcheggio dell'Ingrosso, avrebbe svoltato a sinistra. Una svolta però vietata, come ci racconta un dipendente della zona. Un obbligo di svolta a destra. In teoria non si potrebbe andare verso Preganziol direttamente. Elvio Ribul Mazzola, originario del Bellunese, di Padola di Comelico Superiore, ex guardia giurata, era volontario della Croce Rossa a Mogliano, oltre che un motociclista appassionato. Gli prendeva sempre la moto tutti i giorni? Sì, lui era motociclista, viaggiava con noi, siamo in famiglia, siamo tutti motociclisti. Lui viaggiava sempre con noi, era un motociclista attento, sempre con tutte le protezioni del caso. Vedovo da ormai 10 anni, Elvio dedicava il suo tempo al volontariato, alla sua Yamaha, ma soprattutto al suo nipotino, nato da pochi mesi. Un vuoto ora in vicolo Guizzetti, difficile da colmare per tutta la famiglia. Lo ricordo bene, dai. Bene, lo ricorderemo sempre bene. Ed è un tratto maledetto quello del Terraglio a Preganziol, a pochi metri di distanza dal corpo senza vita di Elvio Ribul Mazzola, un mazzo di fiori rosa in ricordo di Serena Gambarotto, falciata da un'auto pirata lo scorso ottobre. Il vice sindaco di Preganziol, Mestriner, dice che hanno già fatto richiesta per 2 autovolox nei punti più pericolosi della strada. Elvio Ribul Mazzola, motociclista settantenne di Casier, e Serena Gambarotto, barista 33enne di Preganziol. Sono loro le ultime vittime di questo tratto del Terraglio a distanza di pochi mesi. Un destino amaro e incredibilmente vicino. A solo pochi passi dal corpo senza vita di Elvio Mazzola, infatti, 2 mazzi di fiori rosa, lì in ricordo di Serena Gambarotto, travolta da un'auto pirata la notte dello scorso 6 ottobre mentre camminava sul ciglio della strada. Non è il primo incidente mortale? Non è il primo, purtroppo qualche mese fa in altre circostanze ha perso la vita una giovane ragazza investita proprio a pochi metri dal luogo della tragedia di oggi e
Purtroppo, lo ripeto, quello che è accaduto oggi dimostra che questi due tratti in particolare del terraglio sul nostro territorio comunale necessitano di tutte le attenzioni del caso. Due tratti pericolosi, quelli del terraglio a Preganziol, il primo all'altezza dell'Emporio e il secondo più a nord, tra Frescada e San Trovaso, dove presto verranno installati nuovi autovelox. Con l'ultima richiesta del 22 dicembre stiamo attendendo autorizzazione dalla prefettura per l'installazione di 2 autovelox, perché riteniamo che siano 2 tratti pericolosi purtroppo del terraglio e la tragedia di oggi purtroppo ce lo dimostra ulteriormente. In regia oggi per questa edizione Italo Morao con Alberto Pivetta. Torniamo agli incidenti, andiamo avanti con gli incidenti che purtroppo non mancano mai. A Casella d'Asolo molta paura per una studentessa che è stata travolta da un'auto in corsa dopo essere scesa dall'autobus per tornare a casa. Io ho visto solo volare. Il corpo sbalzato in aria nell'urto, poi la ragazza, 16 anni appena, cade sul parabrezza dell'auto, in questa foto il botto sul vetro. Attimi di paura questa mattina a Casella d'Asolo, dove una studentessa è stata travolta da un'auto in corsa mentre attraversava la strada dopo essere scesa dall'autobus. Tra i testimoni anche il titolare del bar, proprio davanti, che insieme ad altri ha chiamato i soccorsi. Sì, io ho visto pullman fermo dopo una macchina di passaggio dopo veloci e tacca quella bambini. Tela. Erano appena passate le 14, il viaggio verso casa dopo una mattina a scuola. Qui, in via Frattalunga, la fermata dell'autobus, un tratto di carreggiata costeggiata da un marciapiede ma senza alcun attraversamento pedonale. Un lungo rettilineo in cui il limite è di 50 km all'ora. La ragazza, dopo il botto, ha cercato di rialzarsi, raccontano i testimoni, ma dopo pochi passi è caduta a terra. Ambulanza e automedica sono partite, l'elicottero invece è fatto rientrare. La ragazza è sempre rimasta cosciente, ha riportato gravi traumi al volto e alle gambe, ma non è in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi. Si dovrà cercare di capire e fare luce sulle responsabilità di quanto accaduto. La giovane è stata portata a Montebelluna. C'è stato un intervento questa notte dei vigili del fuoco che hanno domato un incendio divampato in una ditta di Villafranca Padovana. Le fiamme sono divampate intorno alle 3:30 e in poco tempo hanno attecchito e distrutto gli imballaggi in legno. L'incendio è scoppiato in una ditta che si trova in via Mestrino a Villafranca Padovana. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Le squadre dei vigili del fuoco, arrivate da Padova, Cittadella e con i volontari di Borgorico con 3 autopompe, 2 autobotti e 17 operatori, hanno spento le fiamme che erano divampate da un quadro elettrico dell'azienda. Il rogo è divampato all'esterno del magazzino dove si trovava il materiale finito. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica dei vigili del fuoco sono terminate poco dopo le 9 di stamattina. E ieri sera è arrivato a Vigonza il generale Roberto Vannacci, al centro di una grande polemica per quanto ha scritto sui 2 libri, perché ha pubblicato Il mondo al contrario, che è quello che ha scatenato davvero le ire della comunità LGBTQ e anche altre critiche arrivate anche dal mondo, persino dal mondo della politica, e per le quali Vannacci è stato addirittura sospeso dal suo ruolo di alto ufficiale dell'esercito perché avrebbe leso la reputazione delle forze armate. Ne abbiamo parlato ieri sera con il generale Vannacci, c'era anche l'onorevole Roberto Caon. A volte dire la verità è una cosa rivoluzionaria e soprattutto non piace in un mondo che è inquadrato ed è abituato ormai a osservare i fenomeni sotto un'unica lente di ingrandimento. Nessuno deve impedire di esprimere un pensiero, anche se questo è scomodo. Il generale Roberto Vannacci arriva a Vigonza per la presentazione dei suoi libri, Il mondo al contrario, che ha già venduto 250.000 copie, e il nuovo Il coraggio vince, e divide il comune tra chi ha deciso di prendere parte all'evento e chi invece lo ha contestato per le sue teorie. Lungi da me dire
che chi ha un orientamento sessuale che si distingue dall'eterosessualità possa essere affetto da una patologia. Non l'ho mai detto, non lo sostengo ed è lontano da qualsiasi mio pensiero. Io ho fatto solamente un discorso statistico e siccome la normalità viene definita unicamente in base alla statistica, ho fatto il sillogismo e ho detto: se voi siete statisticamente una minoranza, uscite da quelli che sono i canoni della norma. Tra un selfie e un autografo con i circa 250 presenti nella sala del Teatro Quirino De Giorgio, il generale Vannacci ha parlato anche del suo futuro senza escludere un'entrata in politica. La sto valutando, non ho ancora sciolto le riserve, ringrazio chiunque mi offra queste opportunità perché vuol dire che mi riconosce delle caratteristiche, delle qualità. È una scelta molto importante perché oltre che dal punto di vista professionale mi riguarda da vicino, ma riguarda anche i miei affetti più cari, la mia famiglia, la vita futura, e quindi mi prendo il tempo necessario per maturare tutte le valutazioni. Ad organizzare la serata l'ex deputato vigontino Roberto Caon. Leggendo il libro ho visto che è molto in sintonia con le mie idee. Tante volte ci si chiede perché una cosa semplice bisogna complicarla, perché andiamo al contrario. Fuori dal teatro la contestazione pacifica organizzata dal PD, ANPI, Civiche di Sinistra, Rete Studenti Medi e UDU, che ha riunito circa 150 persone. Un presidio che vuole dimostrare che c'è una politica alternativa alla politica dell'odio, alla politica di Vannacci, che utilizza un linguaggio per dividere il paese, discriminale, colpire chi reputa diverso e chi non vuole assolutamente che partecipi alla vita politica del paese, perché è un linguaggio e una politica che esclude fino all'ultimo. E secondo me mi sento anche di dire che in questo momento storico in cui il mondo è falcidiato dalle guerre, questo è un linguaggio che abitua anche alla violenza e alla guerra, ed è per questo che va contestato democraticamente. Questo era il consigliere comunale di Padova Pietro Bean del Partito Democratico. Si sta parlando di sanità a Treviso, si sta parlando soprattutto dei problemi della sanità. Andiamo subito in diretta da Anna De Roberto. Sì, buongiorno direttore, se ne parla da questa mattina, siamo all'Hotel Maggior Consiglio, siamo in compagnia del direttore delle professioni sanitarie. Il tema è proprio quello delle professioni sanitarie, sappiamo che mancano i professionisti, che questo mestiere sembra essere sempre meno attrattivo, però il direttore ci dà dei numeri diversi rispetto a quelli che siamo abituati a raccontare. Ci sta raccontando che negli ultimi 5 anni in realtà il numero degli infermieri, questa è la figura più ricercata, non è che sia diminuito, ma sono diminuite le ore che questi professionisti lavorano effettivamente. Perché, direttore? Che cosa è successo? Sono subentrati alcuni fattori, alcuni contrattuali, alcuni di età anagrafica della popolazione. Allora, a livello contrattuale c'erano dei vincoli per, ad esempio, gli 8 giorni di assenza per motivi familiari o personali. Questi vincoli sono venuti meno e quindi la popolazione di lavoratori ha fatto sì che questi 8 giorni diventassero 8 giorni in più di ferie. Poi le leggi 104, i permessi per rimanere a casa per accudire gli anziani genitori. La popolazione di lavoratori aziendali è una popolazione donna. Chi fa assistenza agli anziani a casa? Soprattutto le donne. Le donne rappresentano l'80-90% della popolazione infermieristica, quindi è normale che più delle donne non ci siano altre figure professionali o di genere che si prendano i permessi della legge 104. E poi le 150 maternità che non possiamo sostituire per mancanza di professionisti, 150 maternità ogni anno che l'azienda ULSS sui suoi 4.000 dipendenti infermieri ha in meno rispetto ad anni fa in cui le maternità non erano così numericamente non elevate ma non sostituite, questo è il termine giusto. Lei ha fatto anche una proporzione delle ore lavorative degli infermieri presso le sedi dell'ULSS 2 di 5 anni fa e relativi allo scorso anno. In media un infermiere 5-6 anni fa lavorava 1450 ore all'anno, ora ne lavora 1370, significa quasi 100 ore in meno all'anno per ogni professionista in media. Ecco, insomma, da qui anche le liste d'attesa e poi questa fuga che stiamo raccontando dal servizio pubblico al servizio privato anche da parte dell'utenza. Poi voi avete segnalato un altro problema, ovvero quello della perdita di attrattività del mestiere. Direttore, sostanzialmente
nessuno più ha tutta questa voglia di fare l'infermiere. Perché? E poi voi per andare a prenderli, questi lavoratori, state addirittura entrando nelle scuole. Certo, allora il perché? Beh, è un lavoro pesante. È un lavoro su 3 turni lavorativi, quindi mattina, pomeriggio e notte. È un lavoro che ti fa lavorare a Pasqua, a Natale, a Capodanno, di domenica, ed è un lavoro che praticamente è rivolto quasi esclusivamente alla donna. La donna fa 2 lavori, uno è quello a casa, 3 ne fa, uno è quello a casa, uno è quello dei figli e il marito e uno è quello lavorativo per il 27 del mese, e quindi non possiamo sacrificarla così tanto al lavoro dell'ente pubblico, e questa è una questione. Cosa stiamo facendo nelle scuole? Stiamo entrando nelle scuole, i quarti e quinti anni delle scuole superiori, per spiegare agli studenti quali sono i corsi di laurea delle professioni sanitarie attivi a Treviso. Ne abbiamo ben 6 e questa conoscenza sta fruttando delle immatricolazioni superiori a quelle degli anni passati. Ecco, questo è quello che possiamo fare, è un tentativo di far squadra anche con gli studenti. Direttore, se hai ancora un minuto, in questo momento, mentre siamo collegati con voi, si sta parlando di intelligenza artificiale che sta entrando anche nelle sale operatorie. Ci fa un esempio di un utilizzo di intelligenza artificiale che già esiste presso lo SDUE? Sì, ad esempio quella nelle tecniche diagnostiche della radiologia. Noi abbiamo la possibilità, attraverso delle immagini della risonanza magnetica, delle TAC, cioè delle grandi apparecchiature, di far sì che queste immagini, che fino ad oggi sono visualizzate dal medico diagnostico radiologico, vengano anche in qualche modo visualizzate dall'intelligenza artificiale, perché ciò che non vede l'occhio umano, l'intelligenza artificiale lo vede. Ecco, quindi il potenziamento, no, della diagnostica grazie all'intelligenza artificiale e alle tecnologie. Però ecco, servono poi comunque gli operatori e state cercando di intercettarli. Direttore, da Treviso, dal Maggior Consiglio, è tutto. Grazie molte al direttore, grazie ad Anna De Roberto e ai nostri tecnici. Restiamo, chiamiamolo il versante della sanità, ma questo è più che altro il versante degli orrori della clinica di San Donà di Piave, l'ospizio dove molti anziani sono stati picchiati, maltrattati, e potrà tornare al lavoro una delle dipendenti che insultava questi poveri vecchi ospiti in questa casa del monumento ai caduti, ma Michele Basso, presidente di ISVO, che gestisce la struttura, non ci sta e dice: ci appelleremo. Indignato anche il sindaco di San Donà di Piave. Devi morire, ti butterei la baccinella in faccia, ti darei uno schiaffone, animale. E ancora, sei una bestia, un mongolo. Sono alcune delle frasi che Rita Esposito, una delle operatrici finita nell'inchiesta per maltrattamenti nella casa di riposo degli orrori di San Donà di Piave, diceva agli anziani ospiti. Per il giudice però la sua condotta è ritenuta di particolare gravità, si legge, idonea a recedere irrimediabilmente il rapporto fiduciario con l'azienda. Il giudice ha valutato come attenuante l'unicità dell'episodio e con questa motivazione il Tribunale di Venezia ha annullato il licenziamento disciplinare. Una sentenza che l'impresa sociosanitaria Veneto Orientale ISVO ha intenzione di impugnare. Siamo rimasti a dir poco sconcertati leggendo la sentenza anche con i nostri legali e con i componenti del CDA. È ovvio che però un messaggio lo voglio dare chiaro e forte. Ci opporremo in qualsiasi sede alla reintegra della signora e quindi nonostante la sentenza andremo in appello perché appunto il danno anche di immagine che è stato creato alla struttura è notevole. Ci sono altri procedimenti in corso che la riguardano, quindi diciamo che non è finita qua. Quindi voglio tranquillizzare a questo punto di vista. Sapete che abbiamo iniziato un percorso di miglioramento, di attenzione e di cura della persona e delle nostre persone fragili ovviamente, che sicuramente non possono passare attraverso la presenza di persone di questo tipo all'interno delle nostre strutture. Opinione pienamente condivisa dal sindaco Teso, che appoggerà ISVO in questa azione. Una sentenza che ci lascia assolutamente sconcertati, è una pronuncia che non avremmo mai voluto vedere. Il giudice nella sentenza
conferma che i comportamenti ci sono stati, che sono gravi, ma non così gravi da giustificare il licenziamento. Ora io non so come si possa pensare che qualcuno che si è reso responsabile di comportamenti del genere possa tornare all'interno della casa di riposo. Ci sono alcuni passaggi poi della sentenza che non sono assolutamente condivisibili, uno in particolare mi ha colpito dove si dice che questo signore anziano che ha subito le ingiurie, anche per il suo stato di difficoltà psichica e fisica, ha in qualche maniera, non si dice giustificato, ma tra le righe si capisce che è questo il comportamento del personale. Ecco, sarebbe come dire che se il bambino piange all'asilo e la maestra lo riempie di schiaffi, ha fatto bene perché il bambino piangeva. Una cosa orripilante e che non accetteremo mai in nessun caso. Purtroppo nelle strutture sanitarie succede questo ed altro, spesso diamo notizie di parenti di malati che aggrediscono medici e infermieri e ieri addirittura in un ambulatorio di analisi mediche a Ponte di Brenta c'è stata molta paura perché all'ora di pranzo hanno fatto irruzione due banditi armati. Il volto coperto da un passamontagna nero, uno di loro armato di pistola. Due banditi hanno fatto irruzione all'interno dell'ambulatorio di analisi mediche Pavanello di Via Bravi a Ponte di Brenta. Il bandito armato ha intimato una delle dipendenti addette all'accettazione di consegnare tutto il denaro contenuto nelle casse. La donna non ha opposto resistenza e i due rapinatori sono scappati con i contanti. La rapina è durata pochi minuti e i banditi sono fuggiti a piedi. Sul posto i carabinieri di Noventa Padovana che stanno quantificando il bottino e cercando di acquisire eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza. Non è chiaro se l'arma usata fosse vera o se si possa trattare di una pistola giocattolo. Solo pochi giorni fa c'era stata una rapina molto simile al supermercato Prix del vicino comune di Saonara. Servizio Valentino Visentin, torniamo a Venezia perché il presidente Zaia è circondato dai giornalisti. Sentiamo. Il tema della regolamentazione dei flussi su Venezia è un tema che compete al Comune, quindi ho il massimo rispetto del lavoro del sindaco Brugnaro. Io dico una cosa però, che è fondamentale capire che Venezia è un museo open air e come accade in qualsiasi museo del mondo tutto deve essere giustamente pianificato a salvaguardia delle opere d'arte. A Venezia l'opera d'arte è ovviamente sotto le stelle e sotto il cielo e quindi abbiamo ancora una responsabilità in più. Non stiamo proteggendo la Gioconda che ha tre livelli di protezione all'interno del Louvre. Qui siamo veramente, esponiamo le nostre opere d'arte all'aggressione molto spesso anche di chi magari non si rende conto di dov'è. Ma la gestione dei flussi, lei diceva, vale anche per le altre destinazioni del Veneto? Sì, assolutamente sì, guardi, penso che sia il profilo ambientale e paesaggistico piuttosto che quello museale o quello di altro tipo non possa prescindere dal fatto che noi dobbiamo avere sempre un livello di sostenibilità dei flussi che sia di qualità, cosciente del fatto che bisogna rispettare i luoghi. Presidente Zaia, con i giornalisti per noi c'è Filippo Fois. Intanto però andiamo a Mogliano dove si sta parlando di infrastrutture e dove Lucio Zanatto vedo è in compagnia della vicepresidente De Berti, vicepresidente della Regione. A te Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sono con una vicepresidente che devo dire non le ha mandate a dire oggi. Allora intanto ti devo ringraziare direttore perché mi hai mandato qui e da cittadino ti posso dire che adesso ho le idee più chiare quando vado in autostrada e soprattutto che futuro c'è per la viabilità del Veneto, perché abbiamo scoperto tante cose che racconteremo stasera nella televisione, però abbiamo scoperto che la cosa peggiore che sta succedendo è che non si riesce a fare sistema insieme, che poi è quello che la vicepresidente ha detto. Tutto bello, tutto bene, ANAS va bene, CAV va bene, i porti vanno bene, però non dialogano tra di loro e poi tutto finisce in regione. Com'è sta storia? No, al di là, il problema è sostanzialmente che noi quando parliamo di infrastrutture sostenibili guardiamo la singola infrastruttura che sia progettata secondo tutti i canoni della sostenibilità ambientale, economica, sociale. Però poi manca il quadro di riferimento, manca la cornice, perché queste infrastrutture si inseriscono in un territorio dove un'infrastruttura non può prescindere dalla cugina o dalla sorella. Quindi noi non abbiamo solo
infrastrutture ferroviarie, abbiamo infrastrutture autostradali, abbiamo infrastrutture ferroviarie e abbiamo i trasporti. Tante volte i trasporti hanno una loro valutazione, le infrastrutture, soprattutto stradali, ne hanno un'altra e tutto prescinde dalla logistica. Tanti compartimenti stagni e io invece vedo il futuro del Veneto con tanti vasi comunicanti dove le infrastrutture che si vanno a fare partendo da una pianificazione sostenibile all'origine, dove io metto a sistema tutte le infrastrutture, tutto il potenziale infrastrutturale che io ho sul territorio, devo fare delle politiche affinché queste infrastrutture vengano utilizzate alla loro massima possibilità e poi dopo questo, se mancano altre infrastrutture, ne vado a fare ancora. Invece purtroppo è tutto slegato, ogni autostrada ragiona per sé, ANAS, per carità, il contratto di programma si confronta con la regione, le province fanno una pianificazione, una programmazione che poi arrivano in regione, vanno nelle commissioni VAS, via, ma sono commissioni tecniche, ma dal punto di vista della pianificazione dovremmo veramente riuscire a coordinarci di più. È difficile, vuol dire... Però facciamo qualche direttore, pensa ad esempio, c'è un bel parcheggio a Oriago che è stato costruito a suo tempo ma che è sempre vuoto e la vicepresidente ha chiesto ai suoi tecnici perché è sempre vuoto. La risposta qual è stata? Allora, parliamo del parcheggio di Oriago e stiamo parlando sostanzialmente di 600 posti auto costruiti ma mai utilizzati, vengono utilizzati non so se poco o niente, però non so delle due quale sia peggio, e sostanzialmente dopo anni che sento parlare di questo parcheggio, i tecnici mi hanno spiegato che il parcheggio faceva parte sostanzialmente della pianificazione SFMR, che sì, cito qui oggi ma in via del tutto eccezionale perché io non parlo più di SFMR, che sarebbe il trasporto metropolitano regionale ferroviario, superficie, metropolitana in superficie. Di fatto era stato previsto in quella pianificazione, doveva essere uno snodo tra il trasporto privato e il trasporto pubblico per l'accessibilità in tutta l'area veneziana. Sostanzialmente è stato costruito, ma nel frattempo è stato costruito anche un'infrastruttura per noi strategica importante che è il passante di Mestre, che ovviamente costruendo il passante di Mestre il parcheggio di Oriago non ha più avuto quella valenza che aveva, per cui è stato pianificato e progettato e realizzato, e poi anche la pianificazione della provincia è cambiata perché ad ogni elezione cambiano le pianificazioni e nelle infrastrutture i cambi di pianificazione ovviamente creano dei problemi. Bisognerebbe fare un'analisi complessiva a 360 gradi che sia elastica ma che segua un solo binario, altrimenti... Allora, visto che siamo su Rete Veneta, direttore, dammi ancora un minuto perché poi un altro bel esempio è sull'alta velocità delle ferrovie. Intanto ci ha detto che se tu pensavi, direttore, di andare a Milano in mezz'ora da Venezia, non se ne parla proprio. Perché? No, allora non se ne parla perché teoricamente l'alta velocità era stata pensata per i treni veloci che raggiungessero velocità da 250 a 300 km. Però mi capite bene che da Venezia a Padova raggiungere i 13 km, la fermata a Padova, la fermata a Vicenza, la fermata a Verona, la fermata a Desenzano del Garda, che la stanno discutendo, perché alla fine hanno dovuto inserire tutte queste fermate perché altrimenti il treno ad alta velocità da Milano a Venezia sarebbe partito con pochissime persone Ma allora che cosa serve l'alta velocità? Forse serve l'alta capacità? Allora, io infatti non parlo mai di alta velocità ma parlo di alta capacità. Il vero valore aggiunto di questo investimento infrastrutturale che si sta portando avanti sul nostro territorio è sostanzialmente la possibilità, con la realizzazione dell'alta velocità, l'alta capacità, di poter liberare la linea storica. Quindi vuol dire un incremento importante dei treni storici, dei treni regionali, sulla linea storica da Verona a Venezia. Vuol dire sostanzialmente poter incrementare i treni, adesso non li chiamo ad alta velocità, però insomma gli Italo e le Frecce che tutti conosciamo, e poi dare dignità al trasporto merci. In questo modo ovviamente riesco a dare delle risposte. Però questo potenziale che c'è sull'infrastruttura ferroviaria ovviamente si ripercuote anche su quelle che sono le necessità del potenziamento autostradale sullo stesso corridoio, dove di fatto con le infrastrutture in costruzione, anche
anche ferroviarie e le costruzioni e le infrastrutture esistenti, io di fatto, da un'analisi che stiamo facendo sulla Brescia-Padova, non ho bisogno di una quarta corsia fisica, ma è più che sufficiente una quarta corsia dinamica, serve solo la politica. Ecco, sì, solo per dirti, direttore, visto che noi abbiamo fatto un titolo dedicato al Terraglio Est, in una battuta, perché il direttore ha altri collegamenti, che cosa abbiamo di novità sul Terraglio Est? Allora, sapete che il Terraglio Est l'abbiamo finanziato con i fondi FSC, che c'è quel protocollo firmato da Zaia e dalla Presidente Meloni. Sostanzialmente siamo pronti per andare in gara, stiamo aspettando che il Ministero ci dia la conferma del finanziamento, però siccome io non sono abituata ad aspettare e a perdere tempo, ho detto a Veneto Strade di andare avanti con la gara e semplicemente di bandire una gara condizionando l'aggiudicazione alla conferma formale del finanziamento. Se nel frattempo questa conferma immagino che arriverà, però intanto con la gara siamo andati avanti e non perdiamo ulteriori mesi, perché è fondamentale queste infrastrutture realizzarle velocemente, altrimenti cambia il mondo e poi rischiamo che siano inutili. Va bene, direttore, a te, sono cose te ne abbiamo raccontate. Grazie molte, grazie davvero alla vicepresidente della Regione del Veneto Elisa De Berti, grazie a Lucio Zanato. Dobbiamo andare in pubblicità 1 minuto e mezzo e poi torniamo subito con voi, avremo altri collegamenti, molte altre notizie. Il colpo di scena, lo ricordo, del giallo della morte di Liliana Resinovic, la donna era incinta ed era stato incinta dell'amico Sterpin, Claudio Sterpin, ed era stato Sebastiano Visentini, il marito, a portarla in ospedale per l'aborto. A tra poco. Purtroppo è in atto un'escalation nella tensione, nella guerra tra Mosca e Kiev, quindi tra Zelensky e Putin. Vediamo uno dei tanti titoli sui venti di guerra, il piano dell'Unione Europea per preparare i cittadini alla guerra, addirittura necessaria una risposta militare civile rafforzata. L'avvertimento è contenuto nelle conclusioni del provvedimento su cui discuteranno i leader a partire da oggi. Serve un approccio, dicono, che tenga conto di tutti i rischi e di tutta la società in vista di una futura strategia di prontezza. Addirittura il presidente francese Macron ha più volte detto che l'Europa dovrebbe mandare delle truppe a sostegno dell'Ucraina. Su questi venti di guerra Sharon Di Carlo è andata a sentire l'opinione dei cittadini a Bassano del Grappa. Secondo lei l'Europa potrebbe mai entrare in guerra? No, secondo me è una vergogna che in Europa si parli solo di armarsi e secondo me bisognerebbe, come ha detto il Papa, bisognerebbe cercare di portare un discorso di pace, insomma, cercare di evitare di entrare in guerra e di spendere quei soldi per la sanità. Tutto qua, secondo me. Cioè, è inutile che noi puntiamo a fare i servi degli americani, secondo me. Cioè, sono cose che si possono risolvere con il dialogo, tutto qua. C'è tanta paura. È una brutta roba. Anche adesso ho guardato il giornale, dice che continua Putin a fare guerra. C'è tanto 1000 morti. Madonna. Insomma, un po' di paura c'è, dai, siamo sinceri. Ma penso che prima o dopo, se andiamo avanti così, si vuole la guerra succede senz'altro. Non è che fossimo un passo in avanti con questa cosa qua. Per me può andare, però penso ai miei figli e nipoti cosa succederà. Mi ricordo mia mamma, mi ricordo la mia gente come aveva paura. Della guerra? Noi altri eravamo proprio sul confine, quindi stai anche tanto sfrattai, portai via. Sono ricordi giustamente che non vorrebbe rivivere questo. E neanche io ho paura anche per i ragazzi, i giovani di adesso, non avevano più nessun futuro da dargli. C'è paura? Per loro sì. Per noi si accetta, ma per loro sì. Intende per le nuove generazioni, quindi? Certo. Queste guerre qui sono fatte proprio dalla politica, proprio
non c'è senso. Io ho conosciuto delle persone meravigliose sia in Russia che tutti umani siamo. Solo il 38. Allora, 40... Cosa ricorda? Oddio, brutte robe. No, ricordo, da bambino ricordo bene, poi mi ricordo di aerei, di bombardamenti, ricordo tante cose. E tutti i paesi che sono stati coinvolti tanti anni fa in guerra, hanno ancora memoria delle disavventure, delle disgrazie, dei disastri che può causare una guerra. Vedo che anche gli stessi paesi arabi sono prudenti prima di iniziare delle fasi. Sono qualcosa di isolato e mi auguro e spero tanto che resti isolato così e anzi che seguano l'insegnamento di Papa Francesco di dire smettiamo con questa guerra e con queste armi. E andiamo, avete sentito i bassanesi, andiamo a Romano Dezzelino dove c'è Monica Smiderle di nuovo. Questa volta parliamo di ambiente, parliamo delle giornate del FAI. A te Monica. Buongiorno ancora una volta direttore, ci siamo spostati con Alessandro Costacurta qui a Romano Dezzelino per parlare appunto delle giornate FAI di primavera. Perché? Perché il Fondo per l'Ambiente Italiano apre le porte della dimora storica che vedete alle nostre spalle. Si tratta di Villa Stecchini. Con me c'è Maria Rosa Zanotto della delegazione FAI di Bassano e Nicolò Dalla-Rizza che è del gruppo Giovani FAI sempre di Bassano. Allora Maria Rosa, apriamo le porte questa volta con il FAI di Villa Stecchini. Che cosa racconta la storia di questa dimora? Racconta che siamo proprio nella casa, la definisco proprio casa perché questa è dove ha vissuto la famiglia e ancora ci abita. Noi avremo la fortuna di vedere le stanze, le loro camere, la camera della nonna cantante, i salotti dove ricevevano gli amici, la camera dove dormivano gli attuali proprietari da piccoli, per cui siamo una full immersion proprio nella storia familiare. Una famiglia importante perché pensate che questa villa, pur avendo secoli alle spalle, si è sempre e solo chiamata Villa Stecchini. Non ha altri cognomi come altre grandi ville che ci sono vari proprietari, solo loro, sempre loro, per cui è stata anche una scoperta piacevole anche per noi. Ecco perché io definisco che siamo nella casa. È un'apertura diversa dalle solite, con uno spirito e un'ambientazione che solo vivendola la si può capire. Io sono sicura che questa emozione a chi verrà la trasmettiamo. Quando si potrà venire a visitare Villa Stecchini? Sabato pomeriggio e domenica tutto il giorno. Siamo qui in orario continuato, per cui penso che anche se ci saranno tanti visitatori, tutti entreranno, riusciranno a vedere questa bellissima casa, ripeto, della famiglia Stecchini. E saranno i giovani che racconteranno proprio la storia di Villa Stecchini. Sì, faremo anche noi da guide e sarà per noi la prima giornata FAI di primavera, però siamo molto contenti di questa esperienza che sicuramente sarà bellissima e anche di far conoscere al pubblico questa meravigliosa villa, quindi vedremo, vi aspettiamo. Allora, appuntamento direttore nel weekend qui a Romano Dezzelino con il FAI, con il Fondo per l'Ambiente Italiano, con le giornate FAI di primavera e con la storia che parlerà anche un po' di Venezia, di Villa Stecchini. Grazie molto a Monica Smiderle. E oggi è la giornata mondiale della poesia, tante iniziative, tante manifestazioni e c'è un premio a Venezia importante che è il premio Pastega e ci colleghiamo con la figlia del poeta Giovanna Pastega, nostra collega. Buongiorno Giovanna. Ciao Luigi, è un piacere sentirti, grazie per questo collegamento. Ti sto parlando da un posto meraviglioso, siamo proprio sotto l'Ateneo Veneto, in un'antichissima farmacia piena di statue e di elementi, contornata dai ragazzi, li vedi, del premio Pastega. Qui siamo ad The Merchant of Venice, ma la cosa più bella in assoluto è che abbiamo appena terminato una giornata strepitosa, una giornata in cui praticamente abbiamo parlato di poesia insieme a centinaia di ragazzi delle scuole
scuole del Veneto, il liceo Marco Foscarini Venezia, il liceo Marconi di Conegliano e l'istituto di istruzione superiore Algarotti di Venezia. Tantissimi ragazzi che hanno ascoltato filosofi importantissimi del calibro di Luigi Verotarca, di Cecilia Rofena, docenti all'Università di Venezia, di poesia e di filosofia, di questa connessione magica. E i ragazzi qui dietro, ne vedi un paio, hanno proprio vinto uno dei premi messi in palio dal premio Pastega, dedicato alla poesia, alla capacità dei ragazzi di raccontare, poeti di ogni epoca, di ogni nazionalità, a raccontare i temi filosofici e poetici importanti con le loro parole. Da loro uscirà con i loro scritti un libro distribuito in tutte le scuole superiori del Veneto e che siamo contenti ogni anno di editare, perché è una scommessa importante. Parlare di poesia in maniera diversa è davvero una cosa straordinaria. Vuoi che ti passi qualcuno dei ragazzi? Un ragazzo sì, perché poi dobbiamo tornare con, certo, con le altre dirette. Giovanna. Allora, chi parla, ragazzi? Dai, su. Dai, Aldo. Va bene, allora c'è molta felicità, abbiamo vinto questo premio e su appunto questa critica poetica. La poesia al giorno d'oggi è molto importante, come lo è sempre stata, però soprattutto adesso. Perché è un modo diverso per riuscire a dire le cose. Esatto, è comunque una ricerca di libertà e di espressione che va oltre appunto gli autori che scrivono le poesie e che può comunicare una cosa diversa per qualsiasi lettore. Per ciascuno di noi. Allora Luigi, i ragazzi sono stati felici e siamo felici di poter parlare con te. Grazie per questo spazio fantastico. Ci mancherebbe altro. Grazie a Giovanna Pastega, che ha lavorato per tanti anni con Antenna 3. Vediamo una notizia di politica. È successo di tutto in aula. Meloni, la Presidente del Consiglio, mimica i colpi di teatro per provocare l'opposizione. Vedete la foto, addirittura a un certo punto si è coperta con la giacca del suo tailleur. E vediamo invece cosa succede a Bassano del Grappa, dove stasera ci sarà un consiglio comunale infuocato perché si va verso le elezioni dell'8 e del 9 giugno. Ci sono due fazioni opposte con un esperimento nel laboratorio della politica, cioè da una parte Lega, Forza Italia e Democrazia Cristiana, e si starebbe per candidare Nicola Finco a sindaco, dall'altra parte Fratelli d'Italia con la sindaca attuale Elena Pavan. Oggi riunioni in corso, davvero moltissima tensione. Sentiamo il servizio di Alex Giuliano. L'ultimo consiglio comunale di fine febbraio è finito così. In questo momento non c'è il quorum e sospendiamo la seduta per 15 minuti e poi rifaremo l'appello. In quell'occasione venne a mancare il numero legale, una situazione politicamente imbarazzante per la sindaca Elena Pavan e la sua, verrebbe da dire da tempo oramai, ex maggioranza. A salvare capra e cavoli in quell'occasione ci pensò la minoranza che, restando in aula, permise di condurre in porto il primo consiglio comunale del 2024. Giovedì sera si replica con un altro consiglio comunale e stavolta capra e cavoli saranno lasciati al loro destino, anzi, come filtra da ambienti interni, stavolta saranno solo cavoli, nel senso che se la maggioranza reggerà bene, altrimenti salta tutto e sulla tavola, oltre ai tavoli, ci sono tematiche importanti per la città e interpellanze politicamente scomode presentate dalla minoranza che chiede risposte, ad esempio, sul futuro del ex piano Mar, per sapere quale sia il termine temporale oltre il quale verrà meno la dichiarazione di pubblica utilità, condizione indispensabile per la realizzazione delle opere previste, perché con le scadenze non si scherza e di treni Bassano in questi anni ne ha persi molti. E poi la cura e la riqualificazione del percorso pedonale lungo il Brenta. Qui il quartiere Sant'Eusebio si è speso, ha lavorato molto, ma necessita di mezzi, risorse e tutta l'area ha bisogno di essere valorizzata, cosa che finora l'amministrazione non ha fatto.
Dulcis in fundo, c'è anche un'interrogazione sul futuro del Tribunale, un caso che riguarda le ispezioni dei funzionari, il mancato coinvolgimento del Consiglio Comunale e la volontà di vederci chiaro. Ma attenzione, perché la temperatura potrebbe schizzare alle stelle anche su un altro punto, la presentazione del bilancio sociale di mandato da parte della sindaca. Pochissimo è stato il tempo tecnico e pratico per analizzare il tutto, viste le tempistiche ristrette con cui è stata coinvolta la minoranza. Il bilancio sociale di mandato non è cosa da poco, non può essere approvato con leggerezza, ci sono cifre, progettualità e scelte su cui un'analisi è necessaria. Se dovesse saltare anche questo, allora sì che sarebbero cavoli. Vedremo come andrà a finire stasera questo Consiglio Comunale infuocatissimo e ovviamente si parla anche delle comunali in moltissimi altri centri del Veneto in cui si andrà a votare e anche qui c'è un contrasto nel centrodestra tra Lega e Fratelli d'Italia, ma ieri Luca De Carlo ha detto che Fratelli d'Italia è pronta a fare un passo indietro. Vediamo in che cosa intendeva. Abbiamo preso atto che la Lega ha di fatto scaricato il proprio sindaco a Bassano e ha virato su un altro candidato. Noi invece siamo disponibili sempre ancora a compattare il centrodestra, tant'è che nei comuni di Arzignano, nei comuni di Montecchio e nel comune di Valdagno siamo assolutamente pronti a fare un passo indietro, come in altri tanti comuni dove il candidato migliore è un candidato magari delle altre forze politiche, proprio per tenere unita la coalizione. Ne fa quasi una ragion di Stato Luca De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, la cui apertura di giornata ha un innegabile peso specifico sul tavolo della trattativa per centinaia di comuni veneti al voto. Eppure la giornata sembrava iniziata nel peggiore dei modi, con un'intervista del parigrado leghista Alberto Stefani che confermava l'intenzione di Lega e Forza Italia di correre da soli, senza Meloniani, non solo a Bassano dove la situazione è balcanizzata, ma anche a Montecchio, Valdagno e Arzignano nel Vicentino, a Paese nel Trevigiano e Monselice in provincia di Padova. Non chiudiamo comunque le porte a Fratelli d'Italia, le parole di Stefani affidate all'ANSA: se ci sono ripensamenti potranno parlarci e presentarsi con noi. Anziché inasprire i toni, a metà pomeriggio De Carlo fa da pompiere: certo non mancano delle stoccate, ma per l'unità si beve l'amaro calice. Lavoreremo per questo fino all'ultimo giorno, mettendo da parte ansie da prestazione dettate più forse da una strategia per le elezioni europee e poi anche in chiave regionale, ma avendo come unico faro non solo la tenuta del centrodestra, ma anche le risposte che siamo tenuti a dare ai nostri cittadini attraverso il buon governo del centrodestra. E che la trattativa all'interno del centrodestra sia piena di colpi di scena lo rivelano i manifesti elettorali comparsi a Preganziol, cambiati nel giro di una settimana. Nei primi ci sono 3 simboli: Fratelli d'Italia, Lega e una lista civica impegno comune. Nei secondi spunta anche Forza Italia. A ringraziare per il momento sono le tipografie. Servizio di Cristian Arboi, tagliamo pubblicità un paio di minuti e poi torniamo. Giornata mondiale del tiramisù ed è arrivato per il Veneto e Treviso il riconoscimento ufficiale da parte del Ministero di questo dolce tra le eccellenze della nostra regione. Il tiramisù è sicuramente trevigiano, noi non ci interessa entrare nella polemica, diciamo che si è riappianato quel vulnus, quel brutto errore insomma che era stato fatto, non dando la paternità e l'origine del tiramisù al Veneto ma al Friuli. Con questa operazione andiamo a colmare questo gap. Non solo un riconoscimento ma anche una piccola vittoria del Veneto nei confronti del Friuli Venezia Giulia. Tra le 2 regioni infatti esiste una lunga contesa sulla paternità del tiramisù tra Tolmezzo e il ristorante Le Beccherie di Treviso. Qui diciamo è un po'
istituzionalmente, presumo posso dirlo, la casa di questo dolce dove tutto ebbe inizio. È vero che il Friuli era partito prima di noi, però insomma la storicità del tiramisù di Treviso è nota. Una disputa che si era riaccesa 7 anni fa, quando il dolce a base di savoiardi, caffè, uova e mascarpone venne iscritto nel PAT tra i prodotti tipici friulani. La scorsa estate il Festival della Cucina Veneta ha lavorato all'elaborazione di un ricco dossier sulla storicità di diversi cibi, dalla soppa coada alla pearà al tiramisù appunto. Una ricerca storica che è andata a sancire la storicità di ben superiore ai 25 anni di una serie di prodotti agroalimentari tradizionali che sono stati finalmente iscritti nell'apposito elenco dal Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, quindi al Ministro Lollobrigida. Con questo riconoscimento da parte del Ministero, il Veneto raggiunge i 400 prodotti agroalimentari tradizionali, posizionandosi al 4° posto nella classifica nazionale, alle spalle di Campania, Lazio, Toscana e superando l'Emilia-Romagna. Abbiamo voluto riportare a Treviso il tiramisù che appartiene a Treviso e rispetto al Friuli e Venezia Giulia noi siamo partiti prima nella promozione di questo dolce che grazie a noi è riconosciuto a livello internazionale, spiega l'assessore Canera. Ci mancava l'ultimo tassello del riconoscimento formale all'interno dei prodotti agroalimentari tipici. Oggi è stato riconosciuto anche a livello ministeriale come tiramisù di Treviso. Quindi diciamo che dal punto di vista dell'attrattività turistica eravamo già sopra tutti. Oggi con questo ultimo tassello abbiamo questo riconoscimento ufficiale. E parteciperà alla sua 4ª Olimpiade l'atleta paralimpico padovano Francesco Bettella. Cala il suo poker. Francesco Bettella, il campione di nuoto paralimpico padovano, ha annunciato la partecipazione alla sua 4ª Olimpiade. Andrà a Parigi quest'estate. Ho iniziato ad allenarmi ancora più assiduamente rispetto a prima e mancano 5 mesi. Sembra tanto, ma alla fine non c'è così tanto tempo e quindi spero di arrivarci nel miglior modo possibile. L'atleta classe 1989 ha già iniziato la sua preparazione. Nel suo palmarès si contano 4 ori, 8 medaglie d'argento e 7 bronzi. Sento bene, ovviamente non ancora in forma perché insomma spero di essere in forma nei giorni di gara, quando sarà importante esserlo, però sono contento di come sta andando la mia preparazione, sia in acqua che in palestra. Madrina d'eccezione per l'annuncio di Bettella la velocista Manuela Levorato, che ha presentato il suo libro La corsa alle mie ali. Per me lo sport è stata un'occasione, una grande occasione di crescita e dentro il libro si trova tutto un percorso, una costruzione di sogni, desideri, di miglioramento personale. Non si parla di certo solo di medaglie, di record, ma di quanto lo sport davvero va fatto a tutte le età perché aiuta tantissimo. È tutto per oggi, ma vi ricordo in chiusura la notizia con cui abbiamo aperto una clamorosa svolta nel giallo della morte di Liliana Resinovic. È emerso dalle intercettazioni. La Resinovic, ovviamente non di recente perché aveva 63 anni, ma molti anni prima, era rimasta incinta dell'amico Claudio e in quell'occasione il marito, stando a queste intercettazioni, Sebastiano Visentin, l'aveva accompagnata in ospedale per abortire. Quindi un altro capitolo, una svolta che prefigura un'accelerazione evidentemente delle indagini e dei moventi che possono riguardare sia l'uno che l'altro protagonista di questa brutta storia. Grazie a tutti, ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Buona giornata.